121esima escursione, 11ª volta alle Bauth, zona Montefumaiolo. Sono le 11 e... no, sì, le 11:05, l'abbiamo presa con calma oggi, state vicino. Girettino qui appunto intorno al Fumaiolo, c'è la neve, non tanto da ciaspole, le ciaspole non servono, e via, si va. Faggio scritto per 131 per Ripa del Monticino, da solo mezz'ora. Faggio scritto è un discreto crocevia, qui partono e passano diversi percorsi, oltre che si può anche lasciare la macchina qui. Crocevia, veniamo dal percorso 131, esattamente là, esattamente da Faggio scritto, e laggiù c'è la casa di Monticino, dove noi andremo per andare a Ripa di Monticino, 1270 metri. Casa del Monticino. Eccoci qua. Non vado oltre perché non si capisce, sembra che ci sia un buco e c'è la neve. Ripa del Monticino, che spettacolo con queste nuvole. Laggiù Sasso Simone. Bellissimo incontro. Altro bivio, noi andiamo adesso a fare un salto a Ripa della Moia, dopo aver visto Ripa del Monticino, mi sembra il minimo. Siamo andati solo una volta, perciò andiamo a vedere, sono curioso. E poi dopo andiamo a Rifugio Giuseppe. Prego. Rifugio Giuseppe.
Però ho paura che sia chiuso il rifugio Giuseppe. Vuole una chiave? Rifugio Giuseppe, zona caffè. Peccato che è tutto chiuso, perciò tocca che la zona caffè ce la facciamo da soli. Tieni il miele. Via, e senti. Caffè e tè serviti. Caffè dell'1, no in realtà dell'1:35 fatto, e andiamo via che lasciamo come abbiamo trovato. E adesso obiettivo rifugio Moia, giusto per vedere com'è. Fonte dell'Agrifoglio. Dal rifugio Giuseppe al rifugio Moia siamo sul percorso 129. Il rifugio della Moia 1 minuto, perciò direi che ci siamo. Eccola! Non me la ricordavo. Rifugio Moia. E solamente alla 11ª volta che arriviamo qui sulle balze raggiungiamo la cima del Monte Fumaiolo, il punto più alto, 1407 metri. A pochi passi dal hotel Fumaiolo. 121esima escursione finita, 11ª volta qui alle balze del Monte Fumaiolo. Abbiamo fatto un bel giretto, siamo partiti appunto da qua, dal Fumaiolo Paradise Hotel, poi abbiamo fatto tutti i rifugi, rifugio Giuseppe, poi il rifugio Moia, e siamo tornati qua. Abbiamo fatto 17.475 passi e 40 piani in salita. Non c'erano grandi salite, infatti vabbè, oggi non le abbiamo usate perché non c'era tanta neve da Ciaspolo, l'abbiamo lasciato in macchina, ma se ci fosse stata più neve questo sarebbe un percorso perfetto da Ciaspola. Magari speriamo che ne faccia un po' di neve.